Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale YouTube di Legad, al canale YouTube del vostro maledetto veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi social, i casti sacerdotali e radionica registrasia teologia del metismo, in cui ultimamente facciamo anche su una piattaforma StreamYard delle sibille interattive gratuite. Bene, iniziamo a parlare oggi del titolo che avete visto di questo periodo da mulino bianco che abbiamo passato tra il 2010 e il 2020. Praticamente abbiamo vissuto un'overdose di vogliamoci tutti bene, angeli colorati, extraterrestri in carrozza, settimo piano, quinta dimensione, insomma, spiritisti vari, ti mando luce colorata di tutti i colori, gli arcangeli Gabriele parlano solo con me, canalizzazione a destra, canalizzazione a sinistra. Insomma, abbiamo avuto un periodo di un'overdose di mulino bianco e adesso ci troviamo invece che ci siamo risvegliati dopo 2 anni di pressione di questo vaccino, poi che secondo alcuni specialisti che lo hanno studiato risulterà poi un'arma batteriologica per condizionati, ma questo non è il tema della pillola. Abbiamo sì vissuto questo periodo di mulino bianco, ma adesso ci stiamo rendendo che i pranzi non sono gratuiti, cioè praticamente questa overdose di illusioni, di santoni da social che hanno invaso il nostro campo mentale, praticamente, come si suol dire, i sogni muoiono all'alba. Alcuni si sono svegliati, hanno fatto la terza dose, incominceranno fra poco tempo a avere delle irritazioni o delle patologie che non sono mai esistite, e chiaramente daranno la colpa al nuovo virus e via dicendo, e la giostra ricomincerà a partire con il mainstream, la narrazione del governo, del regime che continuerà a far ammalare le persone. Comunque, questo non è il tema di questo mulino bianco, di questa situazione. Il tema è che ci stiamo avvicinando sempre più in modo furibondo a una situazione difficile, per il semplice fatto che qualcuno si sarà accorto ultimamente che arrivando le bollette a corrente del gas, qualcuno che era al governo qualche anno fa ha fatto degli errori importanti di valutazione. Questo cosa comporta? Comporta che le industrie fanno fatica a produrre, fanno fatica a essere concorrenziali sul mercato, hanno molta conoscenza, ma non sono state adeguatamente difese. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che fra gli ammalati, il Green Pass, i nuovi sierati che praticamente attenderanno fra qualche anno una situazione veramente difficile, cose che ancora non si sa bene cosa succederà. Ho conosciuto alcuni che purtroppo stanno male, stanno molto male, hanno avuto patologie, trombosi e quant'altro, piccoli infarti miocardici e via dicendo. Però lasciamo stare questo discorso. Il discorso è che dopo questo Green Pass che sicuramente cercheranno di togliere perché ormai tutti i paesi dell'Europa occidentale, dalla Svizzera, dalla Danimarca, dall'Inghilterra, lo hanno abolito, ma tante altre lo hanno abolito, l'Italia resta ancora il fanalino di coda. Col mainstream di governo che continuano a strillare che le morti praticamente sono tutti vaccinati, quindi non muore più un Novax, capite? Quindi tutto questo cancan sta per finire perché ne sta arrivando un'altra emergenza, un'emergenza importante che purtroppo sarà un preludio quasi ad una anarchia, proprio perché la popolazione, oltre ad avere questo vaccino nel corpo, si troverà a pagare con soldi che non ha bollette impensabili fino a 5-6 anni fa. Quindi diciamo che è finito un periodo del mulino bianco e sta arrivando un periodo in cui si capisce che i pranzi, no, le cene, no, non è gratuito, bisogna passare alla cassa a pagare. In più abbiamo visto che ultimamente la Russia dall'est sta invadendo l'Ucraina, non ci sono fake news, lì si stanno proprio ammazzando, si parla già di tentativi della Russia di attivare qualche missile nucleare tanto per abbreviare questa guerra, ma vi ha già detto Marietto, non illudetevi, questa guerra magari avrà un periodo di stallo, ma poi fino al 2029 sarà viva, e cioè praticamente entreremo in guerra e ci porteranno a Medioevo.
certamente quelle persone che già dal 2010 seguono Marietto, hanno preso i sigilli di protezione, attivato tutti i circuiti, preso il ciondolo e quant'altro, e attivato dei riti propiziatori, chiaramente a livello energetico vibrazionale sono sicuramente un passo avanti ai new ageiani, perché lì di luce colorata, quando arriveranno giù bombe da 250 kg di tritolo, penso che facciano ben poco. Quindi, no, cosa vi consiglia il Marietto? Prima di tutto il sigillo di Marte, importantissimo il settimo. E poi chiaramente tutte le protezioni adeguate che si possono scaricare anche gratuitamente. Ma ritorniamo al discorso della situazione in Ucraina. Adesso si cercherà di fare un tipo di pace, ma vi ho già spiegato in altre pillole che noi dipendiamo al 40% dal gas russo. Vi ricordo anche che i francesi e inglesi ci hanno tolto il gas della Libia, ma adesso il gas della Libia è in mano ai commandos russi. Quindi praticamente noi dipendiamo praticamente dal 40% di tutta la luce che noi accendiamo dai russi. Quindi gli Stati Uniti imponendo degli embarghi alla Russia praticamente ci ha azzerato ancora di più la possibilità di vivere col mulino bianco. Quindi dovremmo cominciare a capire che i pasti non sono gratis. Il governo italiano ha fatto molti errori dal 2010 in avanti, bisogna riconoscerlo, anche negli ultimi 2 anni ha fatto degli errori grossolani con questa dittatura farmacologica. Molti serati nei prossimi anni avranno problemi giganteschi che ancora non si conoscono, non si possono definire. Certo, vediamo che in Cile le industrie farmacologiche hanno già impiantato un sistema come stanno impiantando in Italia e quindi la situazione la sta già degenerando. Ma qui in Europa, in Occidente, noi ci aspetta un periodo di anarchia e di pagamento del pranzo che non era gratis. Bene, cari amici, mi raccomando, scaricate nel sito del capitano i vari circuiti di protezione gratuiti e se volete un consulto, i del canale Veneziano sono sempre disponibili. Grazie e alla prossima, ciao.